18ª edizione della Marcia degli Alpini, idea nata allora da un alpino in armi Matteo Miotto, che si rinnova ogni anno. Il gruppo di alpini marciatori vicentini, fedele alla tradizione di partire a piedi da Vicenza per raggiungere a tappe il luogo della dunata. Quest'anno, giocando in casa, hanno scelto un percorso alternativo che li vedrà in marcia a partire da sabato 4 maggio. Partiranno dal Trentino a piedi, verso il rifugio Campogrosso, fino al passo Fian delle Fogasse, poi l'Alta Valleogra, poi a Sant'Orso e Marano per arrivare a Vicenza mercoledì, pronti per la dunata. Ogni anno il percorso viene dedicato a qualcuno, in questo caso a due ragazzi giovani alpini mancati nel corso del 2023. Il primo è Andrea Callegaro, che aveva svolto il servizio militare presso il reggimento logistico di Merano. Andrea Callegaro è di Schio. L'altro ragazzo invece era un alpino in armi e svolgeva il suo servizio da VFP1 al secondo reggimento Eugenio Guastatori di Trento. Si chiama Mattia Pavanetto, era di San Donà di Piave. Con loro in marcia porteranno come gesto simbolico anche il cappello dei due giovani. Alla marcia parteciperanno anche alpini dal Lazio, ci saranno i vessilli sezionali di Roma, Latina, Venezia e Pordenone. Tante le emozioni e le motivazioni che spingono ciascuno a partecipare come gesto di riconoscenza alla storia. Siccome un vecchio alpino che partecipava alla marcia, la motivazione sua era di ricordare di reduci di Russia che lui aveva conosciuto, aveva accompagnato a diverse cerimonie e li vedeva piangere, e allora lui ha iniziato a fare le marce per questo. Io mi associo